L'ultima volta era accaduto a fine dello scorso luglio. Adesso, da un paio di giorni, su Agrigento sono tornati a soffiare venti di protesta. Gli operatori ecologici sono in stato d'agitazione. I rifiuti vengono raccolti a singhiozzo, varie zone della città rimangono con i cestelli pieni e le prospettive non sembrano affatto essere delle migliori. Se nei turbini non incasseranno in settimana gli stipendi, sarà sciopero. I lavoratori dipendenti dell'ISED e della SEA non percepiscono con regolarità le spettanze mensili, devono ricevere il 50% delle mensilità di settembre. È in scadenza il termine per lo stipendio di ottobre, hanno scritto Iacono, Nero e Stella delle segreterie provinciali di CGIL, FIT-CISL e UIL. Hanno chiesto l'attivazione della procedura di raffreddamento, hanno proseguito le sigle sindacali. La situazione è gravissima, i lavoratori non riescono a garantire le esigenze primarie alle loro famiglie, dicono. Nei giorni scorsi l'assemblea dei lavoratori, tutto è accaduto praticamente in silenzio nelle ultime ore di ogni turno. Operatori ecologici e sigle sindacali hanno programmato scioperi e altre iniziative di lotta. Adesso si attende, si aspetta il pagamento degli stipendi entro questa settimana, come detto. E se i soldi tanto attesi e reclamati non arriveranno, si dovrebbe arrivare all'interruzione del servizio di igiene ambientale per la città di Agrigento. Un fatto che, qualora veramente dovesse verificarsi, metterebbe in ginocchio la città dei templi. La mancata raccolta dell'umido e della carta verificatasi nella giornata di lunedì in alcune strade della città, spiega il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, è stata causata dall'organizzazione delle assemblee sindacali che hanno determinato la riduzione delle ore di lavoro degli addetti alla raccolta, con la conseguente impossibilità di completare il servizio.